Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale Vostro Maretto Veneziano. Oggi parleremo di quelli che non costruiscono e chi non costruisce distrugge. Ma prima di fare questo il vostro Maretto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Legada, al canale del vostro Maretto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove sapete che a lunedì sera alle 20:30 il Legada Maretto Veneziano coadiuvati da Misas tengono un percorso esoterico gratuito. Eventualmente se i link sono sotto qui in descrizione per raggiungerci, e se volete scrivere qui sotto nel canale un commento, il vostro maretto contento, e se vi scappa anche un super like, benissimo. Bene, parliamo di chi non costruisce, distrugge. Vedete, noi siamo degli animali sociali e cerchiamo generalmente, uomo e donna, di come si dice, portare avanti la specie, la nostra razza. Però ci sono in questo movimento, diciamo, di materia, cioè di queste anime che si incarnano in questo percorso, ci sono anime un pochettino, un po' troppo giovani che, tra virgolette, vengono chiamati narcisisti. In questi giorni ho fatto una pillola sulle narcisiste, ma esistono anche i narcisisti e sono persone che è vero che vogliono portare avanti la specie, ma non vogliono proprio prendersi le proprie responsabilità, sia familiari che di costruzione animica, e quindi inventano e hanno delle strategie micidiali per poter dominare il proprio partner. Oggi parleremo di questi maschietti che sono i classici tipi che sanno indorare sempre le pillole, sanno sempre manipolare e sanno sempre portare a loro vantaggio tutte le situazioni, facendovi pesare a voi i loro problemi. Ma in realtà di queste persone qui, visto che non sono neanche anime gemelle, nel senso che sicuramente molte persone non adoreranno un'anima gemella così, molto probabilmente avrà anche lui un'anima gemella e ci mancherebbe altro, però diciamo che il 99% delle persone che gli stanno vicino rotano intorno a questi narcisisti, purtroppo non sono la sua anima gemella. E quindi quando si incontrano questi tipi di manipolatori che in un certo senso vogliono sempre, tra virgolette, carne fresca, nel senso che vi dicono tante cose per poi portarvi dove vogliono loro, o farsi servire dove vogliono loro anche per lunghi periodi della vita, ma che nella realtà non sono quello che voi vi immaginate, proprio perché voi proiettate dentro queste persone il vostro sogno. E quindi quando avvengono questi contatti, questi avvicinamenti, questi innamoramenti, praticamente sono come un grande bluff a poker. Quindi da queste persone, da come le riconoscete? Beh, non è facile riconoscere perché con l'avvento dei social si sono moltiplicati come i pesci, no? E riescono a camuffarsi in modo molto, come si suol dire, molto bene. Quindi loro praticamente all'inizio vi stenderanno il tappeto rosso fin quando non avranno raggiunto il loro obiettivo manipolatorio. Poi quando voi sarete caduti dentro in questa ragnatela in cui vedrete solo questa persona come il salvatore della patria, resterete praticamente in questa ragnatela per lungo tempo, fin quando o gli ormoni a livello, come si dice, pratico se ne andranno, se siete chiaramente in una fascia di età in cui gli ormoni prendono il predominio, oppure se siete in quella fascia di età in cui avete esperienza, ma avete purtroppo innescato il vostro sogno in quella persona, sarà molto difficile slegarsi. Allora il vostro marietto veneziano vi propone gratuitamente i circuiti proprio per tagliare questi legami perniciosi, che potete scaricare tranquillamente nel sito capitano.altervista.org. Ricordatevi comunque che chi non costruisce distrugge in questo mondo qua. Quindi quando incontrate queste persone che vi promettono mari e monti, ma poi dopo 3-4 volte non riescono a realizzare quello che vi hanno promesso, è meglio che prendete le vostre cosine e tagliate i ponti, per il semplice fatto che queste persone fondamentalmente non riusciranno mai a costruire niente, e chi non vuole costruire qualcosa distrugge. La vita è una salita, chi non va in salita praticamente scenderà, cioè non si può star fermi. La cosa
è molto semplice. Quindi quando voi siete a contatto con personaggi che a un certo punto vi rendete conto che sono dei manipolatori, che hanno giocato sul fatto che voi avete innescato dentro di loro il vostro sogno e loro ne approfittano, il vostro maledetto veneziano vi consiglia prima di tutto di farvi fare una bella pulizia o da Hildagarda o dal vostro maledetto veneziano, una pulizia di protocollo energetico vibrazionale col pendolino, e fatto questo qui attivare tutti i circuiti per poter tagliare i punti con questi legami, queste ancore che vi ha messo nella propria mappa mentale, e poi chiaramente creare o farvi fare sempre dal Garo vostro maledetto veneziano o dal vostro esoterista di fiducia un bel sigillo per trovare l'anima gemella. Bene cari amici, detto questo, il vostro maledetto veneziano vi ringrazio di avermi seguito fino a qua e vi saluta, grazie e alla prossima, ciao.